chiuse gli occhi e si tirò il panno sulla testa. Ed ecco si trovò di nuovo sul muricciuolo del poderetto. Le canne mormoravano. Lia e Giacinto stavano seduti silenziosi davanti alla capanna e guardavano verso il mare. Gli parve di addormentarsi, ma d'improvviso sussultò. Ebbe come l'impressione di precipitare dal muricciuolo. Era caduto di là, nella valle della morte. Donna Ester lo trovò così, quieto, immobile sotto il panno, fermo, fermo. Lo scosse, lo chiamò e accorgendosi che era morto e che lo avevano lasciato morire solo, si mise a piangere forte, con un gemito rauco che la spaventò. Cercò di calmarsi, ma non poteva. Era come un'anima che piangeva entro di lei, contro sua volontà. Allora andò e chiuse il portone, perché qualcuno non la sorprendesse a disperarsi così sul servo morto e la gente non s'accorgesse che l'avevano lasciato morire solo, mentre per la famiglia era un gran giorno di festa. In attesa che le ore passassero, rimosse il cadavere, secco e leggero come quello d'un bambino. Lo lavò, lo rivestì, parlandogli sottovoce, fra una preghiera e l'altra, per raccontargli come s'era svolta la cerimonia nuziale, come Noemi piangeva entrando nella sua ricca nuova dimora. Piangeva, tanto era felice, s'intende. Come la casa era piena di regali, come la gente buttava grano e fiori fin dentro il cortile degli sposi, per augurar loro buona fortuna, come tutti, insomma, erano contenti. E tu hai fatto questo, di andartene così, di nascosto, senza dir nulla, come l'altra volta. Ah, Effis, questo non lo dovevi fare, oggi, proprio oggi. Egli pareva ascoltasse, con gli occhi vitrei socchiusi, tranquillo ma deciso a non rispondere da buon servo rispettoso. Donna Ester, ricordandosi che gli piacevano i fiori, spiccò un geranio dal pozzo e glielo mise fra le dita sul crocefisso. In ultimo ricoprì il cadavere con un tappetto di seta verde che avevano tirato fuori per le nozze, ma il tappetto era corto e i piedi rimasero scoperti, rivolti come d'uso alla porta, e pareva che il servo dormisse un'ultima volta nella nobile casa, riposandosi prima di intraprendere il viaggio verso l'eternità.